L'ottica è quella di alleggerire il più possibile quel campo dove abbiamo oggi 50 unità presenti, quindi alleggerendolo si rende più possibile un trasferimento temporaneo in altra zona che possa consentire l'azione un po' più sinergica e di bonifica del sito. L'ATER che dovrà anche approfondire l'aspetto di reperimento di situazioni alloggiative. Sappiamo che già c'è un percorso avviato con delle graduatorie. Il campo nomadi di via Galvani verrà dunque sgomberato per consentire una bonifica radicale dei rifiuti abbandonati nella zona. È uno dei provvedimenti contenuti nel pacchetto deciso dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica convocato dal prefetto. Le precarie condizioni igieniche e la presenza di minori ha già reso necessario anche il coinvolgimento dell'assessorato regionale alla sanità, ma al prossimo tavolo tecnico sarà coinvolto ufficialmente anche un altro ente pubblico. Io investirò anche l'Agenzia Territoriale del Demanio, uno perché dico, si ravvisa anche un'occupazione abusiva di quell'area, quindi sappiamo che la rimanente parte invece è di proprietà del comune di Sandrigo. E proprio il comune intende operare lo sgombero con la massima urgenza entro il prossimo mese, una situazione critica che interessa anche altri comuni vicentini come Quinto, Torri di Quartesolo e Montecchio Maggiore, oltre al capoluogo. Per consentire ai comuni maggiore efficacia di intervento in tema di sicurezza, il prefetto ha sollecitato l'approntamento del DASPO urbano. Quindi anche il Comune si adopererà con una modifica al proprio regolamento comunale, prevedendo la possibilità di agire, di intervenire con il proprio provvedimento limitativo in tal senso, il cosiddetto DASPO urbano. Il DASPO urbano è proprio una misura di prevenzione, quindi laddove il Comune riesce a disciplinare l'adozione di questa misura, nel caso di Sandrigo, ecco, potrebbe essere una misura efficace che poi consentirà anche al questore di poter adottare i provvedimenti di sua competenza